Ubicato nelle sestriere di San Marco, affaccia sul Canal Grande, è noto per la sua inconfondibile bellezza. Palazzo Ferrofini a Venezia. Perché ci troviamo qua? Per parlare del voto del 22 ottobre sull'autonomia della Regione Veneto. Lei cosa vota? Ma io voterò sicuramente sì a questo referendum. È un'occasione per tutti i veneti, è un'occasione di dare finalmente la giusta autonomia e giusta riconoscenza ad una regione che ha dato molto, che è la seconda regione in Italia con il PIL più alto, quindi è una locomotiva anche per l'economia italiana e quindi è una responsabilità di tutti i veneti e anche un diritto e un dovere allo stesso tempo di chiedere a Roma ovviamente ciò che di fatto noi veneti abbiamo sempre dato a tutta l'Italia e che poco ci è stato dato indietro. Perché sì? Ma il sì perché vede, come ho detto prima, il Veneto è un popolo comunque che ha una sua tradizione, una sua storia molto autonoma, con una sua identità anche culturale e linguistica. È un tessuto produttivo molto vivace, avanguardistico, imprenditoriale. Noi veneti osiamo e quindi è una regione che di fatto ha sempre sostenuto tutte le altre regioni d'Italia. Questo non è il referendum della Lega, questo è il referendum dei veneti e quindi io sono della ferma convinzione che tutti i veneti debbano andare a votare e debbano esprimere il proprio voto. I veneti andranno a votare? Ma io me lo auguro. Per quanto ci riguarda il Movimento 5 Stelle è stato a favore di questo referendum. Ricordiamo che questa consultazione nasce dal modello lombardo che era stato proprio promosso dal Movimento 5 Stelle della Lombardia, poi bocciato dalla Regione per poi essere ripreso nuovamente dai leghisti. Quindi l'iniziativa di dare autonomia al Veneto è una iniziativa che è nata dal Movimento 5 Stelle lombardo. Ricordo ancora come il nostro gruppo di Milano e di Roma ci dissero sempre a noi attivisti del Veneto: fate sì che il Veneto diventi una regione il più autonoma possibile. E dopo? Ma dopo è una questione molto interessante perché dipenderà poi anche dipenderà dal governo, perché se l'esito delle urne sarà favorevole, quindi se la maggioranza dei veneti avrà espresso parere favorevole, e io mi auguro di sì, so che ci sono delle correnti all'interno del PD per esempio che si oppongono a questa autonomia, il governatore poi dovrà in un qualche modo dialogare con il nuovo governo di Roma, quello appunto che verrà eletto a marzo. A questo punto si dovrà concertare un tavolo di proposte e cercare di portare a casa il più possibile. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, noi come Movimento 5 Stelle nel nostro programma nazionale abbiamo inserito già l'autonomia delle regioni, quella lombarda e quella veneta, quindi se l'esito del referendum dovesse essere positivo e se a Roma a marzo dovesse esserci un governo 5 Stelle, avrà sicuramente tutto l'ascolto e tutto l'appoggio per far sì che il Veneto abbia quello che per diritto dovrebbe avere e che la Lega in 20 anni non è mai riuscita a dare. Ricordiamo che la Lega è stata al governo 20 anni. In questi 20 anni francamente non ho visto alcuna azione di autonomia e di sostegno da parte dei veneti in termini appunto di autonomia fiscale. A questo punto il Movimento 5 Stelle, quindi romano ma anche nazionale, si propone non solamente di sostenere questa battaglia dei veneti, proprio perché è stata promossa dal Movimento 5 Stelle. Io vorrei veramente levare questa etichetta il referendum della Lega, non c'entra nulla, è la Lega in quanto la Lega attualmente movimento di governo all'interno della regione. L'iniziativa è nata dal 5 Stelle perché nel programma 5 Stelle rendere la regione lombarda e la regione veneta autonoma e dare più diritti. Ma io non andrò a votare, non sono così ingenuo, come dire, da cadere nel tranello che il presidente Zaia ha teso ai veneti, chiedendo loro: vi piace, volete bene alla mamma?
è un sentimento abbastanza scontato che non può diventare oggetto di un'iniziativa referendaria, anzi di una consultazione formalizzata, come si dice nei testi che sono stati scambiati tra la Regione Veneto e la Corte Costituzionale, quindi una sostanziale passeggiata che non si inserisce correttamente in quello che era il percorso negoziale avviato già nel 2016 e che inopinatamente il presidente pro tempore Zaia ha interrotto. Non si capisce bene perché, oppure lo si può capire se pensiamo al quesito come è stato formulato, diversamente per esempio dalla Regione Lombardia, che è molto più strutturato e molto più coerente con quello che è l'impostazione di un rapporto corretto e leale tra istituzioni, tra la dimensione regionale e la dimensione nazionale. Non casualmente il quesito nel Veneto è semplificato, banalizzato, perché il messaggio sottostante è quello che si vuol far balenare ai cittadini veneti che c'è in ballo il sol dell'avvenire, una sorta di indipendenza che una parte dei veneti sogna da tanto tempo ma che non c'entra niente con questo referendum. I veneti andranno a votare? Una parte dei veneti, quelli diciamo meno informati e possiamo anche sottolinearlo un po' creduloni, ovvero coloro che si attendono dallo Stato maggiore autonomia, maggiori risorse, maggiori competenze e lo rivendicano da tanto tempo, è evidente che possono, come dire, cogliere nella occasione della consultazione un momento in cui esprimere un'opinione, ma è una partecipazione assolutamente ininfluente rispetto alle loro stesse attese, alle loro stesse rivendicazioni. Perché? Perché il presidente Zaia ha spostato sul piano giuridico quello che era un patrimonio rivendicativo di una certa cultura veneta che, come dire, chiedeva maggiore autonomia. E sul piano giuridico, sul piano del confronto con la Corte Costituzionale, 5 dei 6 quesiti che lui aveva posto sono stati cassati. È rimasto un banale quesito rivolto ad una consultazione del tipo ininfluente e lui sta usando questo marchingegno per tentare di mascherare la sostanziale inattività, pavidità e inconcludenza di diciamo almeno 8 anni, dal 2008, in cui c'era stata una prima tappa di avvio di un negoziato con il governo centrale. E dopo? Ecco, questo è il fatto assolutamente, come dire, paradossale. Dopo non succederà niente, perché con questo referendum è stata introdotta una fase supplementare, inutile, per certi versi un intralcio al negoziato che era avviato nel 2016, che appunto inopinatamente il Presidente ha interrotto. Perché? Perché questa è un'iniziativa che serve a lui sostanzialmente per fare una campagna elettorale che lo avvicini alle elezioni del 2018, in cui verosimilmente ancora una volta i veneti si troveranno traditi nelle loro attese, nelle loro speranze di maggiore autonomia. Per questo non ha senso partecipare, ha molto più senso astenersi e dare un messaggio preciso al Presidente. Presidente, ti abbiamo eletto perché tu porti avanti il negoziato, concretizzi le nostre speranze di maggiore autonomia e non continui con le sceneggiate in cui l'elettoralismo, il marketing, diciamo così, della propaganda prevale invece sui contenuti e sulle procedure che dovrebbero portare a un rafforzamento dell'autonomia che giustamente i veneti si attendono.